Gianluca Mantia, il giorno è arrivato, quello della manifestazione per l'acqua, la piazza è già adeguatamente piena, quindi c'è un primo riscontro da parte della gente. Sì, eccoci, ci siamo. Oggi si parte con la manifestazione e sarà un punto di partenza per quanto riguarda il lavoro del nostro comitato per dare una mano alla collettività licatese a rispondere a quelle che sono le necessità del servizio idrico. La piazza è già quasi piena, ma ci aspettiamo ancora tantissimo altro coinvolgimento da parte delle persone. Licata sta rispondendo a questa chiamata per la difesa dei diritti. Oggi porremo quelle che sono le nostre proposte da comitato per dare le nostre soluzioni sia sul lungo termine che sul breve termine. In questo momento sappiamo di chi sono le responsabilità rispetto alla condizione attuale della gestione idrica e quindi vorremmo che questi soggetti non avessero più il potere di assoggettare la popolazione licatese e agrigentina tutti. Nel frattempo ricordiamo che anche a Canicattì i ragazzi stanno manifestando, quindi uniti insieme per difendere l'acqua pubblica. Angelo Nescente, piazza Carmine piena di gente che manifesta per l'acqua. Quali sono le richieste che vengono portate avanti da oggi e immaginiamo anche per il futuro dal comitato neocostituito? Allora, intanto questa manifestazione diventa importante per la città perché è la partecipazione che dà forza alla struttura cittadini e al comitato stesso. È chiaro che questo non è la fine di un percorso ma è l'inizio, quindi da domani per noi inizia il lavoro vero, cioè quello di strutturare il comitato e quindi avere sedi a Licata, a Canicattì, a Campobello, a Ravanusa, in maniera tale da creare un coordinamento unico capace di fare proposte e di chiedere diritti. Allora diciamo nome, cognome e ruolo. Giovanni Canda, fondatore del gruppo di agricoltori Coltivazione in Serra Tunnel nel campo aperto. Voi fate una battaglia dal vostro punto di vista per l'acqua nelle campagne da decenni. Qual è la situazione adesso, in questo momento? Gli invasi pieni nel corso dell'inverno bastano o siamo al punto di partenza? Il problema principale è che l'acqua che è caduta dal cielo, è caduta copiosa quest'anno, come sempre è stata buttata a mare, viene sversata a mare. Questo perché? Perché le dighe in gran parte sono interrate e quindi a causa di problemi strutturali che ci potrebbero essere l'acqua viene sversata a mare e non finisce nelle campagne. L'altro problema principale è che non vengono e non sono mai state costruite le condotte, non abbiamo mai stata costruita la condotta della diga Gebesi, non è stato completato il progetto della condotta della diga San Giovanni, così come abbiamo il problema della diga Comunelli che è interrata e anche in quel caso abbiamo un problema di condotte. Quindi questo è uno dei problemi principali, ma a contempo non sono stati sviluppati altri progetti che erano in essere o comunque di cui si è parlato. Penso ad esempio al depuratore, il famoso depuratore che doveva depurare le acque reflue, doveva portarle nella zona di Sant'Olivo e poi farle cadere per ricaduta nelle campagne e quindi questo avrebbe agevolato per circa 2 milioni di metri cubi di acqua le campagne. O penso ad esempio l'anno scorso è stata fatta una manifestazione sul dissalatore ma poi non ci sono stati dei risultati. Anche quello potrebbe essere uno dei tanti progetti da portare avanti che sicuramente porterebbe agevolazioni agli agricoltori che hanno reso grande questa città ma che hanno avuto veramente poco se non nulla soprattutto dalla politica. Alfonso Buscemi, malgrado Licata sia tra le città che soffre meno l'acqua, il problema dell'acqua quest'anno, la città oggi è in piazza per manifestare insieme a Canicattì e insieme ad altre piazze che scenderanno in piazza nei prossimi giorni per lamentare i disagi. La CGIL è qui presente col massimo rappresentante provinciale. Qual è la situazione dal vostro punto di vista e che cosa si può fare? Il problema non è semplicemente legato alla contingenza di oggi, ieri, domani. Qui c'è un problema grave, così come è strutturato sia il servizio che l'organizzazione regionale rispetto alla gestione e distribuzione delle reti. Quindi bene si fa a scendere in piazza per sollecitare la politica regionale in primis. Il governo regionale deve smettere di regalare soldi alle società private come Siciliacque, ai quali gli si danno soldi, gli si danno le strutture, vedi il dissalatore di Porto Empedocle, e poi si consente a questi di comprare acqua a pochi centesimi per rivenderla ai cittadini con oltre i 40 centesimi. In questo contesto chiaramente si va in sofferenza e quindi tanti cittadini rimangono senza acqua.
oggi Licata la soffre meno, ma ci sono altre realtà che la soffrono in maniera maggiore, il mese prossimo probabilmente si inverteranno le parti. L'altro problema è legato alla mancanza delle reti idriche in pezzi importanti delle città. È arrivato il momento, e già siamo in grave ritardo, laddove si progettino anche le realizzazioni di queste reti idriche assenti. Ci sono interi quartieri che possibilmente 30-40 anni fa, 20 anni fa erano dei quartieri satelliti, oggi sono le città, le nuove città. Queste reti vanno costruite, così come i sindaci devono capire che la legalità va sostenuta a partire da essi stessi. Ci sono 4-5 sindaci che prendono l'acqua per le proprie utenze, asili nido, municipi e tutte le strutture del municipio, e non la pagano. Si dovrebbero vergognare, perché padri di famiglia, onesti, cittadini, famiglie intere che fanno sacrifici pagano l'acqua e poi i sindaci non la pagano. Questi 5 comuni mandano in sofferenza AICA, quindi non possono rispettare i contratti nel puntuale pagamento come è doveroso fare verso Sicilia Acqua, e questi fanno venire meno l'acqua. Come vedete poi si innesca un meccanismo nel quale manca l'acqua, siamo in prossimità di un'estate e tutto questo va rimarcato oggi, laddove la sofferenza in alcuni ambienti è minore rispetto al mese di luglio e di agosto.